Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Buongiorno a tutti amici, la volta scorsa per un nanosecondo non sono riuscito a eseguire l'ultima mossa che mi avrebbe permesso di battere il mio stesso record, effettuare 40 esercizi risolti nel Puzzle Race. Proviamo oggi a vedere se avrò più fortuna. Giochiamo di nuovo. Ecco, 39, stavo per eseguire un Donna G8 per D5 che mi avrebbe permesso di battere il mio record. Ce la farò oggi. Cosa scommettete? Non lo so, speriamo. Giochiamo di nuovo. Andiamo. 2. Nuova raffica. Tac. Tac. E 1. Qua posso prendere? Sì. E 2. 3. Matto in una. 4. Ok, matto. Devo resistere. Matto. Siamo a 6. Matto. 7. Matto. Matto. 8. Matto. 10. Matto. 11. Ok, donna H5, poi matto. 12. Ok, cosa facciamo qua? F per G6. Uff, che difficile. Torre per C2 forse gioco. Ora Puzzle Race dovrebbe essere anche facile perché tra i primi gioco torre per C2 forse, poi donna per A2 magari dovrei vincere. Vediamo, non ho tempo. Ok, tac. Ora re H8. Ok, era poco chiaro questo. Ok, qua matto dell'affogato. Fantastico, donna per B7. Ora come vinciamo? Possiamo guadagnare un pezzo? Sì, sarà guadagnare un pezzo la soluzione. Ok, 15. Ok, donna per E2 vince. Torre per D2. Ok, matto. Matto. E donna D4. Torre D1 vince, no? Sì. Ok, uff, perso tempo. Ok, prendiamo la donna e vinciamo. Ok, ora penso che abbiamo matto. Tac, 20. Ok, ora abbiamo matto per la scoperta, 21. Veloci, ora forchetta, no? E ora non vinco così. Ok. Ora diciamo così. Ora guadagniamo la donna, no? Tac, prendiamo torre. Ok. Ora prendiamo... non prendiamo nulla, giochiamo donna di 4, poi diamo matto. Ok, re di 3, poi matto. Ok, qua giochiamo donna per C5 vince, donna per C5 da matto per caso? Sì. Tac. Ok, ora giochiamo donna di D5 matto. Ok, ora andiamo a prendere la torre, credo. Di 8. E dai, non possiamo perdere tempo. Ora giochiamo torre G1 e poi donna F1. Ok, a questo punto prima donna E3. Poi matto. 30. Allora di 4 guadagniamo un pezzo. Ok, torre per G6, ora se andiamo in H3 poi diamo matto. Donna di 1. 32. Ok, stiamo andando meglio qua. Ok, cavallo F3, ora guadagniamo un pezzo, no? O sbaglio? F5, pezzo in più. Ok, qua cavallo G... aspetta. Cavallo G6. Cavallo G6 vince o no? Cavallo G6, re G8. Donna D5. Torre F7, non so se vince. Allora, come sempre non dobbiamo perdere tempo, che la volta scorsa mi stavo facendo fregare alla fine. No, non era questa. Ok, qua cavallo F4 si dovrebbe vincere. Ok, qua prendere D5. Prendiamo un pezzo. Ok, ora re C5 deve essere la mossa. Ok. Ok, dove vanno i pedoni che non capisco mai? Re 6, ok, i pedoni vanno di qua, quindi dovrei vincere così, no? Ok, ora dovrei vincere... che difficile. 36, siamo a 36, ok. Devo vincere così, credo.
donna e donna, ok? Ok, cavallo per E4 e non guadagno un pezzo così, ok, D per C3, cavallo per E2, ok, 38 per D5, dove vanno i pedoni che non capisco mai, ok, i pedoni vanno da questa parte, vinciamo con A2 e donna, e ora infilata, ok, 39, ok, ora basta farne azzeccarne uno, abbiamo battuto il record, che stress, donna C2 vincerà, ora può vincere torre B2, e ora come si vince adesso? Emozione, non lo so come si vince, donna F2, vinto, abbiamo battuto il record, ok, alfiere G2, all'F3, 41, ok, adesso giochiamo così e vinciamo, ora re per, re G5 si vince, 42. Ok, abbiamo battuto il record, abbiamo superato questa ok, 42 a 5 minuti, sono felice e chissà se presto proveremo a battere magari il record a 3 minuti e tra un po' questo nuovo record, cercare di fare 43 esercizi risolti in 5 minuti. Chissà se ce la faremo. Comunque questo è un allenamento molto divertente, potete farlo anche voi e cercate sempre di essere migliori di quanto eravate ieri. Alla prossima!